primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Va ora in onda Rebelot. Ed è arrivato anche il giovedì di Rebelot, 16:33, ma come mai così in fretta? Come mai così presto? Ma da quanto non eravamo così puntuali? Lo dico a Giulio Cesare Carnelli di là del vetro. Oggi la regia è gioiosa. È gioiosa e fa bene. Perché voi sapete ormai la svolta super cristiana della Lega e quindi noi celebriamo il creato, il creatore, ma anche le creature con Malika in onda. Ciao Ciao a tutti. E poi c'è pure quello. La Lega ha preso il 34% alle ultime elezioni europee, quindi abbiamo perso tutti una serie di scommesse. La mia era, se sarà sopra il 33 manderò solo musica giapponese, è successo davvero, quindi lo ricordo tutti i giorni perché la radio c'è sempre l'eventualità di quello che ci ascolta per la prima volta. E lì dice Radio Padania, chissà se parla Salvini e se musica giapponese. Sì, la musica tirolese, tutto sommato. Sì, infatti non si capisce. È in bresciano. Sì, Allora, prima di tutto l'affeziogiro, l'affeziogiro che non molla mai. Abbiamo un terzetto di testa mica male. Il terzetto di testa di questa settimana, appena lo trovo, abbiamo Manzoni in testa con 12, segue Raul da Cesano Maderno, mai così in alto, con 11 e Stefano Del Brembo con 10. Ieri vi abbiamo chiesto gli ascoltatori aficionados preferiti, oggi vi chiediamo una cosa non facilissima in realtà. Quindi state pronti con la tastiera perché vi chiediamo, secondo voi, noi conduttori, quando e in che caso dovremmo tagliare una telefonata, che è un dubbio amletico. Al 346 64 27756 scriveteci quando, secondo voi, durante i fili diretti, noi conduttori dovremmo tagliare delle telefonate e dire vabbè, grazie, arrivederci. È spinosa, anche giuridicamente, perché il filo diretto è libero. No, tu sei padrone a casa tua, prima gli italiani, se uno non è italiano tagli subito. Subito diresti questo. Quindi se chiamo io dico sono Malika. Malika già vedi. Metto subito giù. Subito giù. 346 64 27756, quindi parleremo anche delle vostre risposte. Non vale la risposta di Stefano Del Brembo, spesso non va bene. In quale caso devi specificare? Oggi è una puntata meno compulsiva del solito, è più argomentativa, più ragionata. Quando un conduttore deve limitare la libertà di quello che sta telefonando per garantire, è vero, la libertà di chi telefonerà? E con questa pausa creiamo il giusto pathos. E ci sto pensando, non lo so neanche io. Non dovete scrivermi i nomi di quelli che devo tagliare, questo non è lo stato di diritto, questo, dobbiamo fare una regola. Ho sempre immaginato, adesso scopro che forse sbaglio, che il conduttore invece taglia quando c'ha sulle palle il radioascoltatore, si stufa a un certo punto, dice, basta, ma basti quella è proprio barbarie, invece io voglio lo stato di diritto. Tu lo stato di sì, diritto. Io voglio una Tanta legge. correttezza, Vedi. Il nostro è un sistema garantista. Noi siamo capaci di fare 5 gradi di giudizio in un processo per giungere. Se non ci siamo arrivati, ma tecnicamente non è impossibile. Perché c'è la Corte Europea dei È vero, si è arrivata anche al sesto. E la settimo non c'è. È giudizio divino. Non c'è ancora. Attenzione, perché oggi anche Rebelot si tuffa nella cronaca nera. Stamattina c'era Azuz Marzuk in diretta su Radio Padania. Quindi stamattina strage di Erba, oggi pomeriggio
L'omicidio di Meredith a Perugia. L'omicidio di Perugia. Tra poco ne parliamo o ne parliamo subito? Come volete. No, subito. È che subito, ma che siamo? Questa l'abbiamo tagliata questa telefonata. Scusi, abbiamo detto la parola subito. Ma cose da pazzi. Ma tu avevi studiato anche criminologia o l'ho sognato la notte? No, allora, dovevo iniziare a fare, sì, mi ero iscritta al penalistico criminologico, poi però ho mollato prima. Ho capito un po' di cose. Hai visto come sono gli avvocati? Ho detto no, non posso. Arrivederci. Ma che cosa ti affascinava di quel mondo? Ma vai a capirlo, non so. Infatti Oggi non lo so, no, in realtà no, mi affascinava tantissimo, avevo anche assistito a dei processi, però lì ho detto, vedevo proprio l'avvocato, ho visto un avvocato difensore, una donna molto giovane, mi sono un po' identificata, ho detto poverina, cioè io non voglio fare questa vita. Questo è stato il mio, la fine non ha visto l'imputato. E non aveva visto. No, c'era anche l'imputato. E infatti, che tipo di processo era? Questo aveva fatto saltare una palazzina a Milano e aveva questi occhi da pazzo, tra l'altro, e guardava me così. Io ho detto, ma ci sono un po' di segni che mi fanno capire che forse non è il caso. Non è il caso. Allora, intanto entriamo nel merito di questa storia, che è il caso giudiziario più irrisolto della storia italiana. Tecnicamente è risolto. Tante sentenze ci sono state, un colpevole c'è, degli innocenti anche secondo la giustizia italiana, purtroppo c'è anche il morto. Sì, quello sì, ma intanto gli diamo il benvenuto in diretta. Benvenuto al dottor Mignini, il pubblico ministero che ha seguito il caso Meredith di Perugia, la povera Meredith. Buongiorno, il dottore che è un pubblico ministero, quindi giusto? Comportati bene. Certo, sono sostituto procuratore generale. Allora io mi inquino ai suoi piedi. No, sono sempre pubblico ministero. Sì, infatti, per questo io confesso qualsiasi cosa. Io so dove sono i 49 milioni, i barili russi, so tutto, però collaboro subito, firmo tutto quello che c'è da firmare. No, mi scusi, è che Procaccini mi ha addestrato così, se parlo con un PM mi ha detto tu dici tutto. Sai che era il mio sogno diventare PM. Ho capito, va bene, sono qui. Perfetto, quello che dirò anch'io. Interrogatevi pure. Esatto. Interrogatevi pure. Prego, Procaccini, si avvicini, so che è una sofferenza, ma si avvicini al microfono. Dottore, qui il microfono è unico, adesso mi metto prono per parlare con lei. Ecco, fondamentalmente la sentiamo. Io mi inginocchio, io prono proprio per umiltà davanti al dottore. Noi siamo qui perché a parlare con lei di questo caso di cronaca che ha fatto storia per certi versi, tristissimo nella sua vicenda umana, che vede un morto, è d'accordo, tutto questo lo sappiamo tutti. Le domande che rimangono inespresse per alcuni e inspiegabili per molti sono queste: 5 gradi di giudizio, un colpevole per concorso in un reato con quelli che sarebbero dovuti essere i partecipi poi assolti, con altri due e poi assolti, e una giustizia terrena che sembra sia fallace, quella divina per chi ci crede, poi lo scopriremo quando sarà il nostro momento. Quella terrena ci lascia dei dubbi fondamentalmente. E quindi com'è possibile che un paese garantista come questo faccia sviluppare 5 gradi di giudizio ma non renda una giustizia chiara da capirsi? Questo sarebbe troppo lungo dirlo. Io credo che sull'iter processuale di questa vicenda ci siano non ci sia un'informazione adeguata. Io ho visto per esempio ieri un programma televisivo su questa vicenda ieri sera, cioè mi hanno chiamato mentre stavo dormendo e ho visto questo programma e mi sono reso conto che secondo me il pubblico ha capito ben poco dell'iter processuale di questa vicenda, però bisognerebbe spiegarlo. E bisognerebbe spiegarlo con calma, con pacatezza, anche perché se no non si riesce a capire. Quindi in realtà quello che l'iter processuale di questa vicenda fino a un certo punto è abbastanza semplice, perché posso parlare o fare domande? Siamo in attesa della prima informazione che stava per darci. È semplice l'iter processuale, ma dunque perché è successo questo praticamente. C'è stata la fase delle indagini dopo la scoperta del cadavere. Io ero sostituto di turno, io me ne sono occupato di questa vicenda perché ero casualmente di turno in quella settimana, che era la settimana della festa di ogni santi e dei defunti, che è qui a Perugia molto sentita. E quindi ci sono state le indagini che
sono durate il minimo indispensabile, questo vorrei sottolinearlo, 6 mesi, però sono state fatte molte cose, molte perizie, con incidente probatorio e perizie anche sul materiale, su aspetti tecnici, e poi vi è stata l'avviso di conclusione delle indagini ovviamente c'è stato prima la parentesi Lumumba, ma Lumumba è stato poi riconosciuto innocente. Io stesso ho chiesto la revoca della misura custodiale carceraria e poi ho chiesto l'archiviazione, che è intervenuta nei primi mesi del 2008, se ben ricordo. E poi si è formato appunto questo gruppo di indagati che erano Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Herman Ghede. Ho mandato l'avviso di conclusione delle indagini. Alla fine delle indagini, l'avviso è un atto col quale, giusto che lo spieghi, il magistrato dice: io ho intenzione di chiedere il rinvio a giudizio. Se tu hai degli elementi, hai diritto di offrire elementi a tua difesa, in modo tale che posso anche cambiare idea. Questo è il concetto praticamente. Puoi anche chiedere di essere esaminato e io ho l'obbligo di esaminarti. Gli indagati non hanno chiesto niente. Ecco, questo passaggio, lei che ha tanta esperienza, generalmente che cosa vuol dire? Che l'avvocato ha consigliato una strategia? No, non significa niente, però voglio dire, tante volte succede che invece dici: no, guardate, io sono innocente, vi offro, ecco, qui sono delle strategie che ognuno sceglie. Gli indagati non hanno sul momento chiesto niente. Poi allora io ovviamente di fronte a questo fatto ho aspettato che i termini scadessero. Io, affiancato da una collega che avevo chiesto, che mi è stata molto utile, la collega Manuela Comodi, abbiamo chiesto il rinvio a giudizio. Il GUP ha fissato appunto l'udienza preliminare. L'udienza preliminare c'è stata un'ulteriore attività, istruttoria, cosa che non accade frequentemente. Poi abbiamo fatto un'attività istruttoria ulteriore dopo il rinvio a giudizio e appunto il GUP il giorno, mi pare, 28 ottobre 2008, se non sbaglio, vede che la memoria ancora mi assiste molto, il Rudy ha scelto il giudizio abbreviato, è stato subito condannato, mentre gli altri due hanno scelto il rito ordinario e sono stati rinviati. Allora fermiamoci un attimo qui, dottore, perché il nostro radioascoltatore tipo non è che si orienti molto in questo ginepraio. Quindi fondamentalmente la prima scelta processuale sgancia Amanda Knox e Raffaele Sollecito da Ghede, che sceglie il rito abbreviato, ossia si decida tutto lo stato degli atti. Si separa, esatto. E lui si separa dagli altri due e procede per conto suo. Viene nel giro di pochi anni condannato definitivamente condannato con sentenza definitiva della Cassazione e viene poi e sconta la pena. Gli altri due invece, dottore, mi faccia dire, ed è quindi individuato quale colpevole e autore dell'omicidio. No, cioè è concorrente. Rudy era, Rudy non era, a Rudy non erano contestati dei reati che erano contestati invece agli altri due, come per esempio la simulazione di reato, cioè il finto furto, che invece per noi era una simulazione, e quindi lui era un concorrente nell'omicidio e nell'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, in concorso con gli altri due. Questa è la storia. Viene condannato con questo capo di imputazione. Gli altri due scelgono il giudizio ordinario e quindi si va davanti alla Corte d'Assise di Perugia e si svolge un processo di primo grado, quindi, e dura un anno, se ben ricordo. Ci impegnò in una maniera, mi ricordo, tutte le settimane eravamo, e fra l'altro ognuno di noi, ero anche alla direzione distrettuale antimafia, avevo il mio carico di lavoro che dovevo continuare a portare avanti e avevo la famosa inchiesta, forse l'avete sentito parlare, del troncone perugino del mostro di Firenze, che
che mi ha impegnato in modo particolare e che dovetti portare avanti contemporaneamente a questo processo. Questa è la situazione. Fu fatta un processo di primo grado estremamente articolato, furono sentiti tantissimi testimoni, mi ricordo, fu esaminata Amanda e anche mi pare che non mi ricordo, Rudy si avvalse della facoltà di non rispondere, se ben ricordo, però può darsi che mi sembra invece in appello fu chiamato. E quindi poi alla fine, verso il mese di ottobre, se ben ricordo, 2010 o 9, viene la Corte d'Assise di primo grado condanna Amanda per la calunnia in danno di Lumumba e tutti e due per l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale. Finisce così il primo grado, a 26-24 anni, se ben ricordo, no, 20, vabbè, non mi ricordo, insomma, due più o meno. Colpevoli, no? Primo grado abbiamo 2 colpevoli. Primo grado sono tutti e 2 condannati, quindi Corte d'Assise. Viene fatto appello ovviamente dai 2 condannati. Si va davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia. La Corte d'Assise d'Appello di Perugia è una piccola corte, mi ricordo, e dato che Rudy aveva scelto l'abbreviato, 2 giudici non potevano essere incompatibili, erano incompatibili, quindi si era verificata una grossa situazione di difficoltà e quindi comunque fu superata, e iniziò il processo d'appello. Il processo d'appello e la Corte ritenne di rinnovare gli accertamenti, di disporre una perizia sui materiali, di tipo genetico, di tipo genetica forense, Dopo che in primo grado gli accertamenti si erano svolti, erano stati fatti con lo strumento degli accertamenti irripetibili, articolo 360 del Codice di procedura penale, con la polizia scientifica, che era la polizia scientifica che ha operato, era, oltre a quella locale, era la polizia scientifica della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, cioè l'elite della polizia, esatto, era l'elite della polizia per la polizia, l'elite della polizia scientifica. E quindi la Corte ritenne di rinnovare la perizia e nominò 2 periti, uno era la professoressa Vecchiotti, che credo insegnasse alla Sapienza, l'altro era dei periti. Non ci tenga sulle spine, come è andata questa perizia? Come è andata? Dunque, la perizia, su questo volevo fermarmi un attimo, perché a domanda risponda: come è andata la perizia? Non si fermi. Allora, la perizia è andata che goduria, dico solo questo, che goduria, cose da fare nella vita, la depenno, grazie. Ma le cose bisogna spiegarle, però poi devo aggiungere qualcosa. Ma in questo studio non c'è il diritto di difesa, sono sospese le garanzie. L'ho visto. Dunque, la perizia disse che poiché c'era la possibilità di contaminazione, perché criticò le modalità di prelievo e di conservazione, mi pare adesso un po' complicato, dei reperti, essendoci la possibilità di contaminazione, l'esito era invalidato e quindi non trasse delle conclusioni proprio, disse che gli accertamenti della polizia scientifica erano inaffidabili. Solo che io mi ricordo, è un particolare che devo dire. Prego. Perché questo lo devo dire. Sì, se no lei mi dice lei è reticente. No, infatti lo dica. Dunque, c'erano stati degli accertamenti fatti dalla polizia scientifica sulla presenza o meno di contaminazione proprio dei 2 reperti fondamentali, gancetto e coltello. Questi
reperti questi accertamenti, controlli negativi che dimostravano la inesistenza di contaminazione, detto in termini, mi esprimo in termini elementari, se no non sono un biologo. Abbiamo capito, quindi, cioè le tracce che c'erano su non sono state contaminate. non sono state contaminate. C'erano gli accertamenti che provavano la negatività della contaminazione. Ecco, ma di chi erano le tracce in questa prima perizia sul gancetto del RG6? Guardi, adesso dunque, non vorrei sbagliare, sul gancetto c'era l'aplotipo, si dice, di Raffaele, c'era anche tracce, materiale genetico di Rudy, se non sbaglio, in questo gancetto, nella stoffa mi pare, adesso non mi ricordo se era, mi pare il gancetto, e nel coltello c'era il reggiseno di merito, ovviamente. Nel coltello c'era il materiale genetico di Amanda nel punto finale del manico, dove c'è quella specie di fermo della corsa della mano, come quando uno dà muove la mano in direzione dal dietro in avanti, come quando uno ha una coltellata praticamente. E quindi c'era in quel punto, prima che la mano potesse scivolare sulla lama, c'era la traccia di Amanda, mentre c'era la traccia di Meredith sulla lama in prossimità della punta. Ora sembrerebbe un quadro indiziario chiarissimo. Insomma. Ascolti. Questi controlli erano rimasti dal GUP, dal giudice dell'udienza preliminare. Quando la perita ha iniziato il suo lavoro, io non lo so come mai, questa è una cosa che ancora non ho capito, lei non si preoccupò di accertare se fossero stati fatti, bastava chiederlo alla biologa della polizia scientifica, dottoressa Stefanoni, dice: avete fatto i controlli negativi? Sì, li riportiamo. Invece non gliel'hanno chiesti, non so perché. Ancora non l'ho capito, aspetto una risposta. Non gliel'hanno chiesti. Hanno detto: non ci sono i controlli negativi. Cioè, questi controlli quindi non sono stati fatti e quindi l'ipotesi di contaminazione può essere sostenuta. Io mi ricordo che quando ci fu fatto l'esame della perita, non ero io che facevo l'esame, perché su questi aspetti scientifici c'era la mia collega, che io la chiamavo la mia collega biologa, era un sostituto come me, ma aveva una competenza particolare per aspetti biologici che io non avevo, e quindi lei disse: ma l'avete chiesto? Dice: no, visto che non c'erano, abbiamo pensato che non fossero stati fatti e gliel'abbiamo mostrati. Dice: ma l'avete visti questi? Dice: non l'abbiamo mai visti. Io mi ricordo che rimanemmo un po' sconcertati e dicemmo al presidente Pratillo, io mi ricordo che lo dissi, di questa perizia che si fonda su un'affermazione, si fonda sul presupposto della contaminazione che poi non è accertata ma è solo considerata possibile, e invece c'è la prova che non c'è stata. Sì. Ecco, ma per capire, scusi dottore, ma con questo espediente alla fine sono stati poi riaperto il caso, assolta con questo elemento, è così chiave. La perizia è stata fondamentale. Io dissi prima della conclusione della discussione in appello di questa perizia va rifatta perché ora sappiamo che invece la contaminazione non c'era. Sì, vedremo, valuteremo, non è stata rifatta e quindi la Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha preso atto di questa perizia e non ha tenuto conto, e questo punto non ha tenuto conto di questa omissione. Quando siamo andati a fare, ovviamente la Procura Generale, presso cui eravamo stati applicati, ha fatto ricorso per Cassazione. La Cassazione, prima sezione, con una sentenza che è stata dimenticata. Io ho visto la trasmissione, non dico il titolo perché mi dispiace, in televisione, sono persone che conosco. Quando si illustra questa cosa si sorvola quasi su questa sentenza della prima sezione. Cosa dice la prima sezione della Cassazione? Annulla radicalmente e definitivamente l'assoluzione perugina e quindi con una critica
durissima di queste omissioni della perizia, lo dice in sentenza. Quindi non è che la sentenza di assoluzione poi è ritornata in vita, cioè è risuscitata in seguito all'intervento della quinta sezione. La sentenza assolutoria non c'è più, sia chiaro. Quindi la perizia sulla quale si fondava questa sentenza è stata cancellata dalla Corte, dalla prima sezione della Corte di Cassazione. Allora, Poi noi abbiamo ancora 120 secondi circa, quindi dobbiamo arrivare davvero alle conclusioni. Che è successo? La Corte di Cassazione, quando annulla una sentenza, rinvia. La Corte, la prima sezione perché non può decidere nel merito, cioè non può né assolvere né condannare. Può dire solo: il tuo ragionamento è viziato e quindi io annullo la sentenza, con rinvio in questo caso alla Corte d'Appello più vicina, per noi Firenze. E quindi il processo si è spostato a Firenze. Firenze attenzione, ha confermato la qui. condanna. Dottore, fermi qui. Lei ce li dà 5 minuti dopo la pausa. C'è la pubblicità. Ma come no? Sì. Ma come no? Allora, noi lanciamo la pausa, nel frattempo controlliamo la contaminazione del reggiseno di Malì. E l'abbiamo portata apposta per perché questo. dobbiamo fare l'esperimento giudiziale. Bene. Cerchiamo di capire come funziona. A tra poco. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati Su Radio Padania Libera. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La bambola cult che ha sconvolto intere generazioni torna al cinema più terrificante che mai. E ora vuole giocare con te. Dobbiamo fermarlo! Dai produttori di It, La bambola assassina, dal 19 giugno al cinema, in anteprima mondiale. Buonanotte, Andy. La situazione non è buona, Richard. Probabilmente ti rimangono 6 mesi. Rompi le regole. D'ora in poi faremo le cose in modo decisamente diverso. Vivi il presente. Voi avete un'occasione. Afferratela, fate la vostra. Con il candidato all'Oscar, Johnny Depp, arrivederci professore. Dover dire addio sarà complicato. Dal 20 giugno al cinema. Amici, ora faremo un viaggetto. Vacanza! Disney e Pixar presentano Forky è il giocattolo più importante che Bonnie abbia al momento. Allerta! Jessie, Andy, Buzz, Bo, Rex, Mr. Potato. Insieme in un'avventura straordinaria firmata Disney e Pixar. Salviamo un pocchetto. Toy Story 4 dal 26 giugno al cinema. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Steve Carell, Timothée Chalamet. Ho ancora una famiglia. Voglio che siano fieri di me. Beautiful Boy dal 13 giugno al cinema. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E niente, sto cazzi gancetto non sono riuscito a staccarlo neanche col coltello. Luca, però. Tracce dappertutto. Esatto. Tracce dappertutto. Dottore, siamo tornati. Però viva i vigili. Sì, Perfetto. Più o meno. Io non conoscevo questa radio, ma siete molto simpatici. Grazie. Complimenti. Non stiamo ancora facendo niente, oggi siamo anche abbastanza seri. No, è un ambiente così simpatico. Sento se ne ricordi, dottore. Va bene, Tinti, poi mi direte, poi mi manderete la registrazione, spero. Sì, quello sicuro, l'intercettazione già lei dovrebbe averla, la chiede nel caso.
Però si ricordi, Pinti, Procaccini, Zambelli. In caso di bisogno. È difficile che finiamo a Perugia, però Non chi si lo sa sa. mai, Però tra di voi vi conoscete, no? Vedete le cose, certo. dice, guarda che sono simpatici, vabbè, niente. Massimo Della Pena. È già caso Palamara, è già Palamara. Siamo già Palamara. Prego, avvocato. Torniamo a bomba. Sì. Quindi ci stava dicendo la Cassazione spazza via la sentenza perché i difetti di motivazione radicalmente e definitivamente e manda il processo a Firenze che pronto mi siamo qui in sì. religioso silenzio che conferma la condanna con inasprimento delle pene. Contro la sentenza di Firenze fanno ovviamente un altro ricorso, è il secondo questo. Il primo era stato fatto dalla Procura Generale, questo secondo lo fanno i difensori, le difese, di fronte alla Corte di Cassazione, che però la prima sezione si era già pronunciata diverse volte, cambia sezione e va alla quinta. La quinta sezione la conclusione è questa, praticamente dice la quinta sezione doveva occuparsi solo della sentenza fiorentina, perché per tutta la parte precedente c'era la prima sezione, sono tutte e due definitive e quindi su Firenze doveva decidere la quinta sezione. Invece la quinta fa una rivalutazione di tutta la vicenda e dice intanto la condanna per calunnia per Amanda è definitiva, quella era stata confermata. La quinta sezione annulla la sentenza di condanna fiorentina definitivamente anche qui, ma questa volta non fa il rinvio. Ho capito. Annulla senza rinvio e assolve addirittura, cioè c'è un'espressione proprio per non aver commesso il fatto con formula dubitativa, attenzione, secondo comma dell'articolo 530, i due imputati. Spieghiamo un attimo. È la faccenda del ragionevole dubbio. È ragionevole dubbio. La formula dubitativa è non ci sono elementi per superare ogni ragionevole dubbio e pertanto. Sì. E quindi però ecco, è una cosa che alchimia giudiziaria, insomma. Un'alchimia giudiziaria, cose che per i comuni mortali sono difficili da capire per intero. No, io dico nel senso che entra nel merito praticamente, questo è il punto. E anche questo, no? Entrando nel merito, però, l'ultima sentenza della Cassazione dice questo. A pagina, io questo me lo ricordo perché rimasi un po' colpito, una sentenza totalmente inaspettata, sia chiaro, io non me l'aspettavo minimamente, e dice a pagina 45 dice che con certezza conclamata, questo lo dice, usa proprio questa espressione, Amanda era nel luogo e nel momento del delitto. E poi aggiunge tanto che ci sono poi macchie di sangue miste, si è macchiata, quindi si è mescolata col sangue della vittima. Sì. E a pagina 49 dice, per quanto riguarda sollecito, quasi certamente, mi pare che usi questa espressione, c'era anche lui nel luogo del delitto, perché seguiva sempre Amanda. Vabbè, però sollecito possiamo tenerci questo quasi. Amanda invece era nella stanza. No, certezza conclamata era lì. Era lì. Qui. E come fa a essere assolta se era lì? Lo dice, lo so, chiedetelo, lo dice la quinta sezione. Questo è il punto che insomma bisognerebbe. Perché è tanto una brava ragazza, si vede quella faccia d'angioletto. È tanto brava. Una buona tesi. Questo è, guardi, sono riuscito a spiegarvelo perché non era facile, ma questo è l'iter processuale. Quindi, a conclusione di questo iter processuale, noi abbiamo un processo in cui non ci sono più le sentenze di merito, che sono state annullate tutte e due da due sezioni diverse della Cassazione, che a loro volta hanno detto, una se la prende, così, con i periti e con la Corte d'Assise d'Appello di Perugia, la quinta sezione se la prende con la polizia scientifica, chiaro. Se la prende, questo è stato l'iter. E questo è stato l'iter, quindi rimane
rimangono solo queste 2 sentenze di legittimità. Senta, dottore, noi rubiamo questa vicenda, mi sembra che processualmente l'abbiamo capita. Io le volevo chiedere un aspetto collaterale, come ultima domanda. È stato uno dei processi più mediatici della storia italiana. Purtroppo sì. Ecco, lei mi sta quasi già rispondendo. Qual è il ruolo dei media? Perché a volte si dice un processo mediatico fa bene al processo perché sprona le indagini, però immagino che siano io volevo tornare e spendere una parola di approvazione su una cosa che ha detto Amanda a Modena, Amanda Knox. Sì. Perché lei dice, e secondo me in maniera estremamente giusta, che in una prima fase, e questo lo dico io, l'ha detto anche ieri una giornalista che la conosco bene, so che ha sempre sostenuto le posizioni di Amanda Knox. In una prima fase, nella fase delle indagini, la pressione mediatica fu totalmente contro Amanda, che venne descritta, io mi ricordo dei titoli, io guardavo tante volte i giornali, erano i tabloid britannici in particolare, che la dipingevano come una specie di Circe, di incantatrice di uomini, delle cose assurde, veramente assurde. Una campagna propagandistica molto molto discutibile, come minimo. Io potrei usare termini peggiori, contro Amanda. Poi, dopo il rinvio a giudizio, questa pressione mediatica si è orientata in maniera altrettanto gravemente univoca, ingiusta contro gli inquirenti e contro la polizia scientifica. Quindi purtroppo si è verificato questo. Però quello che ha detto Amanda a Modena, in parte, a parte poi magari se mi fa una domanda su quello, perché volevo dire qualcosa su quell'intervento. No, ma noi accettiamo anche dichiarazioni spontanee, ci mancherebbe. Se è assistito dal suo avvocato sono validamente acquisite. Ma sono indagato o sono persona informata sui fatti? Al momento stiamo chiacchierando. Persona informata. A un certo punto interromperemo la registrazione e l'avvisteremo. Certo, l'articolo 63. E quando interrompo la registrazione è il problema. Finché va la registrazione è tutto a posto. Ho capito. Va bene, no, ci dica pure. No, io dicevo questo. Penso che una domanda mi ha detto che me l'avrebbe fatta su questo convegno. Non entro in merito al convegno perché ognuno può fare tutti i convegni che vuole e Amanda era perfettamente libera di andare dove le pareva. Quindi non parlo dal punto di vista del magistrato e dal punto di vista della legalità. Il discorso dell'opportunità io non me lo pongo perché non mi compete. Ce lo poniamo noi che sappiamo che Meredith non può andare da nessuna parte, ma questo poi questo purtroppo è così. Dico soltanto questo, che ci sono delle cose che lei ha detto che sono chiaramente inaccettabili, soprattutto questa drammatizzazione che per carità è comprensibile da parte sua, ma insomma che non dice sono stata condannata senza prove, insomma c'è la sentenza, la prima, quella di condanna è particolarmente motivata, insomma ci sono stati giudici, la Corte d'Assise di Perugia, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, che hanno riconosciuto la fondatezza delle prove a carico, la prima sezione della Cassazione lo stesso, insomma, quindi questa è un'esagerazione. Però questo aspetto della pressione mediatica, per esempio, in questo aspetto lei ha detto delle cose giuste, limitando il discorso alla prima fase. Poi ovviamente ha parlato della sua esperienza, della sofferenza che ha avuto e su questo rispetto in maniera questi aspetti che sono comprensibili, sono dal punto di vista umano chi non si sente toccato da queste considerazioni. Poi ha fatto delle considerazioni rivolte a me e io di queste volevo accennare. Chiudiamo con questa. Perché lei ha detto, io l'ho sentita tutta, lei ha detto che
vorrebbe da tempo, sta pensando a incontrare espresso in questi termini, il mio PM, ha detto. Faccia attenzione a non rimanere da solo con lei. Come? Faccia attenzione a non rimanere da solo con lei. Guardi, non c'è problema. Dico soltanto che ha detto, io pensavo che fosse una persona da incubo. Io quando avevo 20 anni ero in carcere, eccetera. Poi io ho capito, non so sulla base di quali elementi, lei ha detto la trasmissione Netflix, che invece è una persona che aveva delle motivazioni generose, non so come usate, nobili, in difesa della famiglia Kercher. E quindi vorrei incontrarlo, questo ha detto lei. Io ho detto subito che io sono un magistrato in servizio, questo non è possibile, e poi mi ha messo, insomma, tra i personaggi che lei ringrazia alla fine di questo intervento. E insomma, io non mi è mai capitato ha dimostrato un'apertura mentale, che è venuta qui in Italia e ha fatto queste dichiarazioni. Insomma, ci sono tante dichiarazioni che non condivido assolutamente. Però quella di queste però prendo atto. Una volta tanto non siamo stati oggetto di insulti, e quindi su questo le va riconosciuto che ha avuto la ne sensibilità ho preso atto, perché dovrei dirle che mi è dispiaciuto? No. Insomma, ha riconosciuto il ruolo, sostanzialmente. Ha riconosciuto. Questo va a suo merito. Poi altre affermazioni ovviamente sono completamente discutibili e non accettabili, perché c'è stato tutto, soprattutto perché secondo me lei non si è resa conto, né lei né l'altro ex imputato non si sono resi conto di quello che è stato l'iter del processo, e che è un iter tutt'altro che scontato, è un iter piuttosto complesso. Loro l'hanno vissuta è chiaro, questo è chiaro. Io ho il massimo rispetto per questa sofferenza che hanno avuto, perché quando si rende giustizia purtroppo poi si incide purtroppo è così, è parte si della incide sulla libertà, fa parte della giustizia, si Va incide sulla libertà. Va bene, dottore, noi per il momento la lasciamo andare, però resti a disposizione. Perché non si allontani senza avvertire. Resti a disposizione, potremmo riconvocare. Sono in libertà vigilata. No, semplicemente resti a disposizione. Grazie mille. Però mandatemi la registrazione, se io non so come possiamo fare. Su YouTube troverà tutto il file, dopo ci penseremo noi, dalla redazione le arriverà. Grazie dottore. Io vi ringrazio e spero di essere stato chiaro. Molto chiaro ed esaustivo. Grazie mille dottore. La ringrazio, vi ringrazio, arrivederci. Che lavoro difficile. Mamma mia, quante responsabilità che siamo. Perché te vedi la televisione, questo interroga questo, poi a un certo punto arresta lei in arresto, invece due balle. 10 anni di processo, 5 gradi di giudizio. Però ecco, ho fatto una domanda in meno, perché sennò alle 8:30 non ce l'avevo potuta fare. Peccato, purtroppo. Però, ma lo risentiremo. Ci sono dei punti che non mi ha convinto, lo faccio riconvocare. No, a me sembra che queste indagini sono troppo dipendenti sempre dal lato della scientifica. Ma questo è il difetto dei telefilm americani, dove sembra che trovi un mozzicone di sigaretta, sì, e sai, è risolto il caso. Poi invece quella è la finzione cinematografica, nella realtà è tutto molto più complesso. Però se lo rifai altre 100 volte, un processo dove dimenticano nei cassetti una perizia che già dava un dato. Però ce ne sono in questi casi, perché io sono varesino, Lidia Macchi, sono spariti i reperti. Lì l'hanno proprio distrutti, non servivano più niente. A distanza di tot anni. E dico, Varese non è Napoli, con tutto il rispetto, dico dove Napoli magari non trovi manco il cadavere, mica i reperti, facciamo sparire i cadaveri. Il tribunale di Napoli magari devi tenere un sacco di cose. Corpo di reati pieno. A Varese abbiamo avuto 2 omicidi, uno e 2. Comunque, tutto molto interessante. Però adesso abbiamo in linea Elisabetta Aldrovandi, che è un importantissimo avvocato, ma non la chiamiamo nella qualità, bensì perché siamo già indagati.
Hai bisogno di un difensore. Subito l'avvocato, certo, quello, chi non ha un amico, io lo in questo momento ci stai iscrivendo nel registro degli indagati. Questo è il PM. E noi abbiamo bisogno dell'avvocato. Ma come è fatto il registro degli indagati? Non l'ho mai visto. Io me lo immagino proprio come quello di scuola, Sì, esatto. che si fa a penna con le note. Esatto, iscritto al registro degli indagati. Una volta era così. Adesso è digitalizzato anche quello. C'è l'applicazione. c'è l'app sul cellulare. C'è l'app e sei subito Va bene, Aldrovandi, questi ci fanno perdere tempo. Si presenti da sola. Ma è colpa nostra. Salve, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille per i complimenti, non so se meritati. È anche una bella donna, peraltro. Questo non c'era ancora arrivato, ma me lo tira fuori. Vedi, erano preventivi i ringraziamenti, perché sapeva che avremmo tentato di broccolare. Però l'avvocato Aldrovandi fa una cosa molto interessante e molto, molto giusta. Responsabile di un'organizzazione tutela delle vittime dei reati, nonché garante delle vittime dei reati, un organismo del quale si è dotato Regione Lombardia prima in Italia, perché questo processo culturale finalmente sta cambiando, nel senso che c'è anche finalmente un'attenzione per le vittime dei reati. Perché l'abbiamo al telefono con noi? Perché ha partecipato al Festival della Giustizia Penale di Modena, dove come una star è arrivata Amanda Knox, e questo è il motivo per il quale abbiamo sentito il pubblico ministero prima, che ci ha raccontato lo sviluppo processuale, e oggi qui a commentare anche, oltre che il processo mediatico, la creazione di una star, Amanda Knox, che comunque era sul luogo del delitto, che comunque è innocente con la formula dubitativa, che comunque è innocentississima. La giustizia così ha stabilito. Aldrovandi, come si è trovata al festival con Amanda Knox? Allora, no, io non ho partecipato personalmente al Festival della Giustizia Penale di Modena, ma non sono andata appositamente perché io sono uscita, tra l'altro, sulla mensile Nuova Cronaca con un articolo, un'intervista critica, diciamo, sulla partecipazione di Amanda Knox a questo festival, chiamato così, e tra l'altro sono anche stata ospite lunedì a Quarta Repubblica, al programma di Nicola Porro su Rete 4, proprio per parlare di questo argomento. Ma io perché sono contrario, diciamo, espresso parere contrario a questa partecipazione, ma perché io ritengo che Amanda Knox in realtà non sia né vittima di un errore giudiziario, come è stato detto, e neanche vittima di un processo mediatico. Non è stata vittima di un errore giudiziario perché lei ha subito l'iter dei 3 gradi di giudizio, così come accade per molte persone che si trovano imputate in procedimenti penali. Peraltro il processo penale che ha coinvolto lei, Raffaele Sollecito, è stato particolarmente rischioso, diciamo complicato, anche perché Amanda Knox, ricordiamolo, accusò l'Umumba dell'omicidio, questa persona, un suo datore di lavoro, tanto che per questa falsa accusa è stata condannata a 3 anni di carcere per calunnia. Però questo quindi è il sogno di tutti noi, Knox, accusare il datore di lavoro e vederlo in gabbia per qualche settimana, dai, la verità. Non l'ho sentito, scusate. È il sogno di ognuno perché ha un di noi. filtro per le cazzate, non le sente proprio. Bravo avvocato. È il sogno di ognuno di noi. È il vaccino con un procaccino, con un filtro e non passa. Sì, infatti, è vero, mi dimentico sempre che l'interlocutore è l'avvocato procaccino. Ecco, no, mi ripeto perché mangio le parole. È il sogno di ognuno di noi accusare ingiustamente il datore di lavoro e vederlo al gabbio per qualche settimana. Sarà questa un'attenuante genetica da applicare. Certo, salvo poi ritrovarsi al gabbio per 3 anni perché è accusato di qualche reato gravissimo, è un innocente. Ecco. Beh, ma 3 anni se non è incensurato niente, no? No, comunque lei era trattenuto in custodia cautelare, quindi ha scontato la pena a prescindere. Quindi. No, perché esatto. fino a 3 anni a posto. Esatto. Tranne alcuni reati. Dello spazzacorrotti. Per lo spazzacorrotti non solo, già prima gli hanno messo il rindo peculato. Il povero Formigoni che piange ma questa penna è mia, me la sono comprata. Io tengo le scontrini, tutte le penne. Scusi Aldrovandi, che qua sa com'è, l'aria è un po' pesante. È troppo caldo forse, c'è una canicola eccessiva fuori, non lo so. Sì. Comunque, ritornando a noi, la stessa Amanda Knox ha fatto causa, non so se lo sapete, allo Stato italiano attraverso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, chiedendo un risarcimento di 500.000 euro perché durante le indagini, durante il processo, ha dichiarato di aver subito violenze, abusi, torture di ogni genere. Ebbene, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi non lo Stato italiano che uno potrebbe considerare di parte, ha condannato l'Italia a pagare ad Amanda Knox il risarcimento di 10.400 euro.
soltanto per il fatto che durante il primo interrogatorio non sarebbe stato presente il suo avvocato. Quindi la stessa Amanda Knox, a mio parere, col suo comportamento ha contribuito a creare quel circuito mediatico che l'ha avvolta, coinvolta e che lei un po' ha cavalcato, perché scusate, lei è tornata in Italia sfruttando proprio quel circuito mediatico che in realtà ha tanto criticato, perché poteva tornare in Italia da privata cittadina, da donna libera, come ha detto lei, in forma anonima, nessuno probabilmente l'avrebbe riconosciuta. Invece lei è tornata approfittando giustamente, ma io non critico questo, però è tornata sfruttando chiaramente la popolarità che questa cosa le avrebbe dato. Noi però ci dimentichiamo sempre che c'è una vittima vera in tutto questo, che è Meredith Kercher, perché se Amanda può essere stata, tra virgolette, vittima di una giustizia lenta, farraginosa, lacunosa, tutto quello che volete, Meredith è rimasta senza giustizia completamente, perché oggi per il suo omicidio è in carcere solo una persona, tale Rudy Guedé, che è stato condannato in via definitiva per concorso in omicidio. Con chi? Concorso con chi? Non si sa, perché i veri colpevoli, cioè gli altri assassini di Meredith, non sono mai stati trovati, né probabilmente mai si troveranno. Vogliamo ricordare però un passaggio, quindi noi non lo sapevo, non lo ricordavo, l'Italia è stata condannata perché il primo interrogatorio della Amanda è intervenuto senza avvocato, perché in Italia, rispetto ad altri sistemi dove non è mai concesso, tu, se sei persona informata sui fatti o anche indagato, ma liberamente ritieni di voler parlare con gli operanti di polizia giudiziaria, lo puoi fare. Negli altri paesi se non con la presenza del difensore. Vero è però che questo strumento è abbastanza abusato in Italia, mi permetto di dire. Molto spesso ti convocano come persona informata sui fatti, ti fanno un po' di pressioni e poi a un certo punto ti dicono vabbè, adesso stati zitto che c'è bisogno dell'avvocato, ma nel frattempo si acquisiscono informazioni. Forse è per questo che siamo stati condannati giustamente Sì, è vero, però è anche vero che poi le stesse informazioni che sono state acquisite dall'interrogatorio, diciamo senza interrogatorio, chiamiamolo così, senza difensore la prima volta, sono poi state ribadite successivamente dalla stessa Amanda in presenza dell'avvocato davanti al PM, davanti al dottor Mignini. Quindi in realtà diciamo che l'abuso ha riguardato esclusivamente il fatto che la prima volta che è stata chiamata come persona informata dei fatti, diciamo che nella concitazione del momento forse le è stata fatta qualche domanda o comunque in cui si poteva pensare che fosse indagata eccetera eccetera e non c'era presente il suo avvocato, solo per quello. Per cui alla fine le varie torture, abusi, violenze che lei ha denunciato non sono state assolutamente ravvisate, tant'è che l'Italia però ha fatto pure ricorso contro questa condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Vedremo come andrà a finire. Quindi l'Italia vittima del reato. Esatto, vittima del reato, alla fine è questo. Esatto, alla fine vittima del processo mediatico, insomma, alla fine perde, come dicevo prima, l'attenzione sulla vera e unica vittima che è Meredith e i suoi familiari, che non sono stati considerati. Guardate, io quando tengo convegni un po' in giro un po' per l'Italia, no? In cui parlo delle proposte di legge che avanziamo con l'Osservatorio Nazionale Sostegno alle Vittime e quando parlo anche del ruolo di garante ai vittime in Lombardia, io faccio sempre degli esempi. Io chiedo, ma chi si ricorda la vittima di Salvatore Parolisi? Chi si ricorda le vittime di Rosalindo, i nomi? Chi se li ricorda? Sono forse innocenti. Chi si ricorda il nome della vittima di Antonio Lolli? Che forse sarà condannato, non si sa, vedremo. Chi? Perché il problema è che i carnefici o gli imputati che poi magari vengono assolti assurgono a ruolo di star. Certo, il protagonista è il mostro. Certo, il protagonista è il mostro, non è la vittima. Esatto, anche se poi viene assolto. Poi è chiaro che nella mentalità comune Amanda si lamenta del fatto che per le persone io sarò sempre un'assassina, una colpevole, ma questo è dovuto al fatto che il processo è stato molto farraginoso. Lei è stata assolta comunque con una formula dubitativa, cioè è stata assolta di fatto perché c'erano le prove ma non erano sufficienti. Ricordiamoci che la sentenza della Cassazione ha stabilito in via definitiva. Sì, lo sappiamo già, Aldrovandi, abbiamo avuto prima il PM, abbiamo fatto tutta la storia processuale. A un certo punto ci siamo anche consegnati all'autorità.
Però volevo sottolineare solo il fatto che lì, anche lì c'è stata questa bugia, perché lei comunque continua a dire che non era in casa. Allora, Aldrovandi, abbiamo poco tempo, ma il tempo necessario per dare a chi ci ascolta e vuole sostenere la vostra associazione, saperne di più, eccetera, i contatti. O anche chi si vuole rivolgere all'organismo che lei presiede in Regione Lombardia. Certo. Come si fa? Contatti? Certo. Molto velocemente. Allora, il sito è sostegnovittime.com. La mail è info@osservatoriosostegnovittime.com per quello che riguarda l'associazione, mentre per quello che riguarda il contatto con il garante si può accedere al sito della Regione Lombardia e c'è il link apposito che al momento è in fase di approntamento, per cui se non è ancora pronto chiedo agli utenti eventualmente di aspettare qualche giorno, perché stanno approntando anche il regolamento per il trattamento dei dati personali, però insomma è tutto in fase di elaborazione, quindi a brevissimo sarà tutto pronto. Perfetto, comunque è bello dire in questa sede, mi sia concesso, che dopo tutta la vulgata pro reo finalmente si comincia a discutere in Italia, prima in Regione Lombardia e seguiranno certamente anche le altre regioni, delle vittime. Nessuno tocchi Caino, ma qualcuno pensi ad bene, insomma. Esatto, bravissimo. Hai capito? È un processo culturale lento come l'aggiornamento del sito, ma non preoccupatevi che stiamo arrivando. Grazie alla Presidente Aldrovandi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie, buona serata. E adesso a tradimento, no, ma che tu vuoi chiudere ai 28? Abbiamo un minuto e mezzo. Io un minuto e mezzo ho fatto un figlio. Esatto, un minuto e mezzo. Se Marco esce. Malika, quali sono gli insegnamenti di questa puntata? Gli insegnamenti? Sì. Ma prima di tutto la morale... No, la morale non la so, No. però gli insegnamenti che mi porto a casa io... vai. Che sicuramente è molto bello che ci sia questo garante. Avevo già seguito lei e mi piace molto il fatto che si incominci a dare l'attenzione anche alla vittima. E trovo giustissimo sentir dire, l'abbiamo sentito tutti, non ha una morale questa donna che abbiamo in studio. La morale non ce l'ho. Non ce l'ho, la morale non ce l'ho. Io neanche un'etica. Perfetto. Così ci piace, abbiamo compensato, no? Perché su questa roba di Amanda siamo stati un po' Troppo moralisti, seri. invece alla fine io non ho una morale. Io non ho una morale. Bellissimo. Allora io ringrazio Luca Procaccini, Malika. E Grazie. noi tra poco c'è il calcio, il cui Parlamento, insomma, restiamo insieme ancora per un po'. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? あまり二つ今日超えてあては
ogni sabato dalle ore 16. Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes, Donatimiento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. E riemergiamo con la nostra rubrica dedicata al calcio, sempre con la redazione di cartacantaweb.it. Oggi è in onda con noi Alfonso Sciascia. Ciao Alfonso. Ciao ragazzi. Allora Alfonso, ieri con Andrea Datrina abbiamo toccato alcuni temi, mondiale femminile, abbiamo toccato il tema Milan, un accenno all'Inter, siccome lui è un interologo, a te tocca per fare la triade il caso Juventus, perché oggi è il Sarri Day se non sbaglio, e anche un ragionamento su quello che accade alle altre squadre, soprattutto le 2 romane. La Lazio sembra una situazione paradossalmente molto più solida rispetto alla Roma. Raccontaci un po' qual è il tuo punto di vista. Ma sì, diciamo che in casa Roma, dopo quello che è successo con lo sfogo di Francesco Totti, tutto un po' si è ridimensionato. Diciamo che c'è stata poi la risposta di Baldissoni a Totti per stemperare un attimo gli animi, ma ciò non ha calmato i tifosi che aspettano una risposta da questa proprietà già da questo mercato. Quindi in casa Roma si attende, diciamo, qualche colpo, anche se di colpi per ora se ne parla solo in uscita, perché Manolas è in procinto di trasferirsi a Napoli, un De Laurentiis scatenato che potrebbe comprare il difensore, quindi da questo punto di vista il Napoli è molto operativo sul mercato anche per la questione James. Tu mi hai chiesto dell'Inter, l'Inter è al lavoro con Antonio Conte, anche lì a livello di mercato si deve ancora fare tutto, perché tiene tanto sempre la situazione Icardi, non si sa ancora come si evolverà, si spera in casa Inter che tutto si deciderà prima della fine di giugno, in modo tale che poi si possa sbloccare il discorso Dzeko, per la quale ballano 10 milioni di euro con la Roma, e le altre questioni di mercato, tra cui Barella che adesso è impegnato con l'Under 21, quindi anche lì c'è una fase di stallo. La Lazio, dopo la conferma di Inzaghi, è ancora ferma anche sul mercato, perché Lotito diciamo che è uscita da poco anche la notizia dell'interesse di Lotito per l'Italia, quindi diciamo che sotto questo punto di vista il presidente è un po' indaffarato. Esatto. Quindi in casa biancoceleste per ora i segnali importanti sono la conferma di Simone Inzaghi e la conferma di Tare, che comunque sembrava essere vicino al Milan, ma poi il Milan, diciamo, che si è assestato ufficialmente con il nuovo organigramma dopo appunto l'ufficialità di Giampaolo, manca solo quella di Massaro fondamentalmente. Massaro che ruolo dovrebbe andare a ricoprire in questa chiave? Massaro dovrebbe andare a essere un dirigente sportivo, uno che va a scovare talenti, perché è uno degli uomini di cui Maldini si fida di più. Ancora non è stata data l'ufficialità, come dicevo prima, però è un grande scopritore di talenti, e tra l'altro ieri si è letto sui giornali che tutta l'equipe, lo staff rossonero, composto appunto da Massara, Maldini e Boban, hanno avuto un incontro a Madrid per parlare con la dirigenza appunto madrinista, per conoscere, diciamo, e tenere i buoni rapporti che ci sono sempre stati con la società, e vedere se c'è qualche giocatore in uscita interessante
che possa interessare a Maldini e a Giampaolo. Vedi questo Ceballos che molto bene sta facendo agli europei Under 21. Bravo, siamo arrivati proprio dove volevo finire questa chiacchierata. Gli europei Under 21, ieri un brutto KO per l'Italia sotto il profilo del risultato più che del gioco, ma alla fine è il risultato che conta. Che cosa sta succedendo? Quali sono i rischi degli azzurrini che hanno fatto una grande prima prova con la Spagna e poi sono caduti però con una Polonia molto insidiosa, però insomma che sembrava un avversario più alla portata rispetto al debutto? Sì, troppa esaltazione secondo me, troppa esaltazione, perché comunque a livello tecnico nessuno nega il fatto che l'Italia sia una delle favorite, se non la favorita, perché comunque abbiamo visto il serbatoio di talenti di cui può disporre Di Biagio. Anche ieri con l'ingresso di Tonali, i giocatori ci sono. Ieri è stata una partita comunque dove l'Italia ha fatto veramente tanti tiri in porta, da ricordare anche il palo di Pellegrini. Poi è stata colto impreparato su una delle poche azioni della Polonia, nel senso che è stata una partita un po' strana che Di Biagio non riusciva neanche lui a raccontare, quindi adesso il cammino si complica perché bisogna fare dei calcoli, nonostante si potrebbe andare a vincere con il Belgio, non è così scontata l'accesso alla fase successiva. Sta di fatto che ieri si è visto comunque un Chiesa che è il leader di questa nazionale e secondo me è un giocatore che cresce giorno dopo giorno. Però Comunque, posso dire una bestemmia che non si dice, proprio una bestemmia, non si dice perché abbiamo proprio detto che il calcio femminile è una cosa diversa da quella maschile, però io ieri un cambio per far entrare la Bonansea e toglierne qualcuno l'avrei fatto. Sì. Parlando di calcio femminile, sì, diciamo che l'Italia hanno avuto un rendimento che rispetto agli azzurrini di ieri, cioè come costanza, come tattica, cioè quello si può fare un confronto, e le donne hanno più tattica degli uomini, se dobbiamo guardare cosa è successo negli ultimi 2 giorni. Hanno più tattica, sì, perché poi ovviamente il calcio femminile da quello maschile è molto diverso, vanno più sulla tattica, meno sul fisico, esatto. È una bestemmia, però ognuna sapeva dove essere per 90 minuti. Ieri, insomma, un po' di solisti, un po' di sprint, un po' di bel gioco anche in tattica, ma molto più incostanti, ecco. Concordo, e molto incostanti, tutti che volevano fare gol, tutti che volevano fare gol subito, ma infatti Di Biagio l'ha anche ammesso. C'è stata troppa voglia di aggiustare il risultato che poi non si è mai aggiustato. Ovviamente parliamo di Under 21, quindi di giovani che peccano di esperienza, come è giusto che sia, ma anche ovviamente anche le altre nazioni, quindi è brutto vedere una Italia così di qualità andare a perdere contro una Polonia che ha dei talenti ma non quanto l'Italia, quindi nel senso vediamo se gli azzurrini riescono a passare, perché anche essendo in casa sarebbe una brutta botta per gli uomini di Biagio, quindi diciamo che speriamo negli azzurri, diciamo. Vedremo da questo punto di vista. Alfonso, grazie della chiacchierata. Tutte le informazioni in più le trovate su cartacantaweb.it. Io vi saluto, buona serata da Cartacanta, Alfonso Ciascia, ciao. Ciao, grazie Alfonso. Noi andiamo invece allo Spazio Parlamento. Oggi si parla di RAI, giusto? Se la memoria non mi inganna, vedi che non mi inganna. Parliamo di RAI. Qui Parlamento. Sì. Allora abbiamo ovviamente, accolgo la richiesta dell'onorevole Fornaro, iscritto a parlare l'onorevole Capitani. Grazie Presidente, grazie Dottor Di Trapani, grazie Segretario Lorusso. Io sinceramente, più che un'azienda parallela, mi sembra di aver ascoltato gli interventi di un sindacato parallelo e anche un ordine del giorno parallelo, perché dovevamo parlare del piano industriale della RAI, abbiamo parlato prevalentemente della governance, della legge, dello statuto, tutti temi che tra l'altro ci appassionano, su cui abbiamo
presentato anche delle proposte di risoluzione a cui siamo intenzionati a lavorare seriamente. E a proposito di audizione parallela, non posso che sposare gli unici passaggi costruttivi e comunque puntuali sul tema, perché se dobbiamo sviluppare un'azione sinergica anche col sindacato, parlando di giornalismo, che porti ad affrontare il tema dei nostri colleghi nelle reti, della loro professionalità, della loro valorizzazione, lo sviluppo di una multipiattaforma che proietti la RAI al futuro, oppure un tema che tra l'altro anche noi come Lega abbiamo più volte rimarcato, quello di occuparci di quello straordinario strumento che è la radio, siamo totalmente d'accordo. Quando invece ci spostiamo sull'altro lato parallelo dell'audizione, quindi ascoltiamo soprattutto da parte del dottor Di Trapani un intervento che, mi spiace rimarcarlo in maniera così grezza, però era più da campagna o comizio elettorale politico che non da contributo sindacale, allora lì ci sono un po' di problemi. Quando il continuo anche gridare a liberare la RAI dai partiti e dalla politica, con questa accezione della politica che ha un significato letterale sul governo invece delle nostre aziende, è piuttosto sgradevole, perché si continua a rimarcare anche in una sede istituzionale, tra l'altro costituita dalla politica, il fatto che la politica sia qualcosa di negativo, che non possa portare dei contributi, che rappresenti solo qualcosa di cui liberarsi. Invece, più che liberare la RAI dalla politica, il sindacato e anche i piani industriali ci dovrebbero aiutare a liberare la politica, cioè l'azienda tante volte dalla disinformazione, perché anche da giornalista io vedo pochi interventi sul personale giornalistico presente quando viene offerta un'informazione palesemente falsata, distorta, ideologica, per esempio, e questo non entriamo del resto. Non ho visto da parte del sindacato una presa di posizione netta a difesa di Marina Nalesso quando esercita il suo diritto costituzionale garantito all'articolo 19 di manifestare eventualmente la propria espressione religiosa. A fronte di attacchi pesanti e sgradevoli non abbiamo visto nessuna presa di posizione. Poi ci tocca anche precisare, anche essendo quasi tutti colleghi qui a livello giornalistico, innanzitutto sulla proposta di risoluzione del collega Di Nicola non c'è stata una larga maggioranza, ma una maggioranza diciamo basica sulla votazione. Non, come sa benissimo anche lei, ma sarebbe sgradevole appunto ripetere questa novella, cioè Poletti non è il biografo di Salvini, è stato un esponente del Partito Radicale all'interno del governo, ha scritto un libro come ne hanno scritti tanti altri, l'abbiamo ripetuto in RAI, visto che la fortuna anche di alcune trasmissioni recenti come quella di Gad Lerner, l'approdo è dovuta al fatto di aver raccontato Salvini. Ci sono tantissimi altri biografi di Salvini, ma direi che proprio definire Poletti biografo di Salvini è una distorsione giornalistica. Sulla elezione del presidente Fo, anche questo è oggettività giornalistica, non c'è stata nessuna bocciatura da parte della commissione di vigilanza RAI, non abbiamo raggiunto il numero necessario in prima battuta, l'abbiamo fatto nella seconda votazione, e sicuramente anche l'atteggiamento del presidente Foa, che starà facendo le riflessioni sull'espressione della vigilanza, non è certamente una mancanza di rispetto nei nostri confronti, dal momento che la proposta di risoluzione che noi come Lega abbiamo bocciato chiede eventualmente al Consiglio di amministrazione di esprimersi sulla decisione. Poi del resto abbiamo sentito parlare di problemi che si ripetono da 25 anni, quindi noi siamo a un anno di governo, siamo disponibili ovviamente a collaborare sul piano industriale. Quindi esaurita diciamo la matrice più propagandistico-elettorale, io invece sposo, visto anche la ristrettezza dei tempi e il richiamo alla Camera, magari invito il Presidente a valutare
di convocare eventualmente una nuova audizione in cui, fatti salvi i confronti che sono sempre anche positivi e interessanti sulla politica, magari possiamo confrontarci in maniera puntuale su una serie di punti e magari su una serie di punti che potrebbero sfociare eventualmente in una risoluzione in cui conteniamo alcune priorità per accompagnare la realizzazione del piano industriale. Grazie. Qui Parlamento. E tiriamo sulla testa dalla cronaca nera, dall'attualità, dalla RAI e diamo un'occhiata a quello che intanto è accaduto oggi pomeriggio. Ce ne sono tante di cose che sono accadute, niente di gigantesco se non un tragico incidente a Gorizia dove purtroppo sono morte delle persone. Questo, diciamo, dal punto di vista della cronaca è sicuramente la parte più drammatica del nostro pomeriggio. Andiamo invece alle note che sono più tipiche della nostra emittente, quindi alla politica. Oggi Premier Conte a Bruxelles dice il deficit a 2,1 e non a 2,5 come prevede l'Europa. Insomma, è iniziata la trattativa di nuovo sui numeri e numerini, come li chiama Salvini. Italia, recessione demografica per le nascite. Quest'anno c'è stato un record negativo, meno 140.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. E ancora maturità, oggi la doppia prova diversa per ogni indirizzo. Intervistato dall'ANSA il segretario della CGIL Landini dice non stiamo uscendo dalla crisi, stiamo peggiorando. Andiamo a vedere anche il Corriere.it, anche qui si apre con Conte, ma c'è il ricordo della strage di Viareggio, 7 anni in appello all'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, abbracci e lacrime dopo la sentenza, questa la situazione della condanna per la strage di Viareggio, 7 anni è la condanna Mauro Moretti. Mentre sempre a centropagina si parla di maturità anche sul Corriere.it, che racconta anche la storia curiosa o emblematica o quello che volete voi, insomma, di un call center dove non si riescono a trovare addetti nonostante la paga sia di 1.200 euro netti al mese, così dice l'imprenditore. C'è chi ci manda giustamente l'Anonymous le foto di Greta Thunberg, come giusto che sia, e poi ancora Manzoni che ci scrive e Clara da Sondrio che continua a tenerci aggiornati, come già lo facciamo autonomamente, sul tema Sea-Watch. Gli immigrati non si possono riportare in Libia perché lì c'è la guerra, dice la Sea-Watch, e i campi dove vengono torturati e le donne violentate, ma allora io mi chiedo perché questi immigrati continuano a venire in quel paese sapendo che saranno trattati in quel modo. Questa è la riflessione di Clara da Sondrio. Quanto alla Sea-Watch, ancora al largo di Lampedusa, ricordiamo però che la Sea-Watch tecnicamente potrebbe entrare in acque territoriali italiane, potrebbe tranquillamente scaricare le persone, sebbene in modo illegale, a Lampedusa. Nessuno, immagino, li fermerebbe fisicamente. Quello che è cambiato rispetto al passato è che questa sarebbe un'azione illegale e quindi poi la Sea-Watch verrebbe sequestrata. È un fatto che è vecchio come il mondo, il fatto che ci siano delle leggi e che trasgredirle, a esserne più o meno coscienti, implica delle conseguenze. E se il tema fosse veramente quello della salute delle 50 persone a bordo, a questo punto, arrivati a metà di quest'opera, potrebbero benissimo portarla a compimento e andare a Lampedusa, sbarcare queste 50 persone e andare incontro alle normali conseguenze legali di uno Stato di diritto che ha delle regole che, se vengono infrante, poi si traducono in atti giudiziari. Ecco, da questo punto di vista, per togliere un po' di drammaticità a quello che accade, ricordiamo anche che i più vulnerabili sono stati fatti sbarcare. E ricordiamo anche, sempre tornando al tema Sea-Watch, che in questo momento la posizione non è solo quella di Salvini, è di tutto il governo, perché la Sea-Watch ha tenuto un comportamento incoerente, per usare un grande eufemismo, dall'inizio di quest'ultima sua epopea. Abbiamo una telefonata che si è infiltrata in diretta e nel nostro costume farla sentire, anche perché tra poco parlo di quello che mi avete detto sul che tipo di telefonate tagliare, quindi vediamo se il nostro ascoltatore può diventare una buona cavia. Pronto? Pronto? Ciao, Eccoti. sono Alessandro. Ciao Alessandro. Adesso sono a Basilea, prendo il treno per Losanna. Bene. E la cosa è che c'è il PD che
parla delle possibilità delle tasse che aumentano, l'IVA, tutte le disgrazie possibili. Se Salvini e la Lega riescono a fare sul serio abbassare le tasse, fare la flat tax, quelli lì non prendono più un voto e la Lega arriverà al 70%. A 70% che musica mando se la Lega arriva al 70%? Canto no, 60, io. 60 cosa faccio? Musica di dove? Grazie Andrea, grazie mille Andrea. Che musica devo mettere se la Lega arriva a 60? Grazie al nostro amico che ci chiama dalla Svizzera. Allora, torniamo all'Affezio Giro con cui abbiamo iniziato. Ha vinto la manche di oggi Rita, che prende 5 punti ma non inficia la classifica generale, mentre tra quelli di testa Stefano Del Brembo ne prende 3, Manzoni ne prende 2, quindi sono lì. Manzoni è quota 14, Stefano Del Brembo quota 13, ancora in partita Raul da Cesano Maderno con 11. Abbiamo invece tra le cose che ci avete scritto su che genere di intervento dovremmo tagliare, abbiamo Ivan75 che dice: chiudete quando tendono a insultare o a ingiuriare, che è un po' quello che già cerchiamo di fare. E poi Stefano Del Brembo dice: quando le persone si ripetono, concetti già espressi sono noiosi. E anche Rita, che si è guadagnata la manche, dice: chi ingiuria fatelo cadere dal punto di vista della linea, ovviamente, mentre chi critica rispettatelo. Sono più o meno le linee di condotta che cerchiamo di avere. Andiamo di sigla.